Se che sei errori mi correggi, basta che mi aiutai con questo discorso di Natale, perché Sì, se vi che sì. l'italiano è la mia lingua madre. Ma neanche la sua lingua padre. Secondo me non insegna anche a parenti. Io temo che mi cava sta rogna con molte robe da fare sti giorni, Si è trovato tardi a fare i regali di Natale, immagino. No, per quello che ho fatto in tempo, non so c'è proprio per tempo, robe semplici sto anno, Ma per carità. tipo che abbiamo ancora da fare. Mia moglie che ho tolto una carrega di quelle bei nere alte che gira, È ufficio. sì. A piccola che ho tolto un distributore di merendine, quelli qua che avete. Distributore delle merendine. Sì. Invece al putello che ho tolto una stampante Aghi. La stampante Aghi. Esatto. Ma te pare regali normali? Ma te pare normale sto uomo qua? Ascolta, dai che mi dici vabbè, sto dentro. Allora, carissimi cittadini, carissime cittadine, No, ormai è Natale. Ho caro farvi un augurio semplice e veloce, sarò senz'altro breve. Circa 4,5 miliardi di anni fa sorgeva il nostro pianeta. Scusi. Un po' più breve. Taglio. Sì? Un po'. Adamo e Eva furono senz'altro i precursori. Faccia un salto in avanti, se no... Esatto. Abbiamo passato diverse fasi nella vostra evoluzione. Ma nostra. C'è stata... Ci mette anche lei, no? Anche voi. Anche lei. Anche noi, che lei... C'è stata l'età dell'oro, l'epoca di Simia, detta anche età del sbronzo, Bronzo, non è... l'era dell'uomo intelligente, poi dell'uomo sapiens e poi dell'uomo mona, il sapiens me. Sapiens me? Da qui lei discende diretto. Grazie. Direttamente. C'è stato l'Homo erectus, prima scomparso, poi tornato qualche anno fa con l'avvento del Viagra. No. Insomma, abbiamo fatto tanti passi in avanti grazie alla nostra amministrazione, nonostante i vani tentativi dell'opposizione di screditarci. Screditarci. Ma veniamo a noi oggi. Oh. È questo un periodo di gioia e condivisione in famiglia, seduti intorno a una tavola rimbambita, Imbandita. Esatto. Sì. dove si accoglie la nascita di... Come mettiamo Gesù bambino? Te ovvio. te va bene Gesù bambino? Vabbè. Ah vabbè amico, cioè ovvio, Gesù bambino No, è il... se no come dite voi al sud, Salvatore? Se vuoi Sì, Salvatore, Mettiamo sì. per Ma nazionale. Allarghiamo. Salvatore. Esatto. Auguro pertanto uno smerdaglio di gioia rento alle case di tutti voi e permettetemi un particolare saluto ai dipendenti del nostro municipio. Chi? I dipendenti del nostro municipio. Municipio. No, io ho detto Ma mucinipio. no, ma è Vittime nei giorni scorsi di un brutto episodio. Dei ladri si sono introdotti nottetempo in comune rubando beni alla nostra comunità. Ah, non sapevo se Ma noi non ci lasciamo abbattere e reagiamo col sorriso. Ma cosa hanno rubato, scusi, assessore? Abbiamo ancora da fare l'inventario, ma al momento risultano sparite una macchinetta delle merendine, una stampante a aghi dall'ufficio anagrafe e a carrega del sindaco, qui un aereo che gira. Terribile. Ah, sì. Ma che terribile, se sta aiuto sta! Queste robe che... Vabbè, speriamo che la polizia indaghi. Senz'altro. Chi sarà stato? Non so. Insomma, reagiamo sempre col sorriso e se non avete voglia di ridere, pensate a questa barzelletta, il sorriso vi verrà automatico. E ora che c'è Babbo Natale che va dal meccanico, no? E che dice, ha un problema con la cinghia della macchina. E slitta? No, è la macchina che dice, per via. E slitta? Che dice, te Babbo Natale, dice slitta, io non penso alla macchina, io sei che la cinghia della macchina che è il problema. No, è slitta, non è neanche la flessione. E la cinghia... E se neanche la barzelletta vi aiuta a tirarvi su, ricordate che la nostra amministrazione è sempre vicina a voi. Io per primis sono vicino a voi. In primis. Da rete, petato, incoste. Abbiamo già strassiato i soldi per risfaltare Stanziato, non straziato. Esatto. Risfaltare le strade, mettere pannelli fotovoltaici. Bravo. E inoltre compreremo un bollitore, una zuccheriera dell'atun e un drone. Per il comune. Metti che anche l'anno prossimo mi chiappo in Rio con i regali, mi so già che va il pensiero.